una conferenza stampa oggi per segnalare le novità che ci sono state da un punto di vista logistico per l'accesso ai parcheggi all'ospedale di Agrigento. Sì, un passo avanti ispirato al buonsenso, alla concretezza, una regolamentazione delle aree di sosta dei veicoli per evitare che coloro i quali in maniera indisciplinata lasciano dove vogliono la macchina evitino questi comportamenti assolutamente inappropriati. Quindi vi saranno sanzioni dissuasive ed esemplari da parte del corpo di polizia municipale, un accordo di collaborazione istituzionale fruttuoso fra il comune e l'azienda sanitaria. Adesso raddoppiamo, dopo la segnaletica orizzontale e verticale, il rimaneggiamento di queste aree. Il prossimo passaggio sarà l'orientamento all'interno dell'ospedale con una nuova segnaletica nei confronti degli utenti, pazienti fragili, anziani, e da domani in poi anche il servizio di trasporto pubblico locale verrà assicurato all'interno dell'ospedale. Sono passi avanti importanti al senso dell'efficienza e della trasparenza delle attività poste in essere dall'azienda provinciale di Agrigento. Una collaborazione dinamica, devo dire, che ha portato in breve tempo alla risoluzione di un problema che ormai da anni si verificava all'interno dell'ospedale, che era quello della riorganizzazione degli stalli di parcheggio, della segnaletica orizzontale e verticale e dei problemi del trasporto pubblico locale. Infatti, grazie a questa convenzione, grazie quindi al lavoro svolto dall'ASTR, i nostri vigili urbani potranno fare tutti i controlli all'interno dell'ospedale, dell'area di parcheggio dell'ospedale, e tra l'altro è fatto molto importante, il TPL, quindi il trasporto pubblico locale, potrà di nuovo accedere all'interno dell'area senza nessun problema di rimanere bloccato o di non poter effettuare il giro correttamente. Ci saranno due aree di sosta per gli autobus, uno proprio all'ingresso dell'ospedale e uno vicino al poliambulatorio. In questa maniera gli utenti potranno usufruire in tutta sicurezza dell'accesso all'ospedale, cosa che prima purtroppo non era garantita. Più che maggiori controlli faremo dei nuovi controlli, perché quell'area non era un'area sottoposta alla disciplina e codice della strada, era un'area privata e quindi eravamo impossibilitati di intervenire. Ora, con la sottoscrizione della convenzione, con l'operatività della stessa, l'area privata dell'ospedale diventa un'area aperta e quindi sottoposta a quelle che sono le discipline codicistiche.